giorno si racconterà una vecchia favola. C'era una volta un orco cattivo che si nutriva della solitudine dei bambini, la solitudine di un bimbo senza infanzia, di una famiglia senza amore, la solitudine di non avere amici, la solitudine di dire la verità e non essere creduto, la solitudine di trovarsi in una stanza piena di gente ed essere soli. La solitudine è avere paura di ridere e sentirsi in colpa per tutta la vita e non essere capace di fidarti. Ma un giorno l'orco incontrò sulla sua strada una parola che mise fine al suo nutrimento. L'amore, 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 l'amore. Prendimi, prova a prendermi, a bruciare le mie partenze adesso. Muoviti fra le rapide del mio vivere, con la mia esperienza provaci a raggiungermi con il peso dei tuoi rimpianti addosso. Facile, troppo facile giudicare poi non buttarsi in gioco mai. Provaci a riemergere da quei sogni che il tuo silenzio ha ucciso. Che ne sai dell'origine delle lacrime se non hai mai pianto? Provaci a scommettere che al traguardo tu non sarai secondo. Agile è quest'anima, non puoi vincerla, non la puoi ingannare più. Prova a prendermi, prova a prendermi. Che ti scalda e ti accende, invitantele così, suadente. Lei, la compagna di così, e nei momenti felici, e di quelli più brutti. Gioia o tristezza, la vita non ha certezza, ma una canzone non muore mai.
ti racconterà di questo tempo che va. E se domani io ti incontrerò, spero sia perché la mia canzone è ancora con te. Canta insieme a me, prendi la vita con me, ora su, ora giù, canta, canta e non smettere più, in chiesa all'osteria, in galera o in trincea, bambino o vecchio tu, canta, canta e non smettere più. Finché avrà una canzone puntuale mi troverai qui. Così, 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 così. In chiesa all'osteria, canta, canta e non smettere più. Finché avrà una canzone puntuale mi troverai qui. Così, così, così. Come mi vorresti, vediamo un po'. Prendi la matita, ti seguirò. Fammi un esempio, una traccia, un disegno. Usa l'ingegno. Come mi vorresti, io non lo so. Non giocare troppo, è meglio di no. Non più di tanto, lasciami un euro, la forma del mento. Più fantasia che vuoi, nessun condizionamento. Prenditi il tempo, lo spazio che vuoi, fammi più bello e più interessante che mai. Esagera anche tu. Lo so che poi vivrei di nuova luce. Io non sarei più io, non mi do pace. Mi sembra che sia una vendetta atroce. Rinascere così come d'incanto, senza memoria io non mi orizzonto. Non cambierò la trama al mio racconto. Volendo essere onesti, c'è molto di più. Mi sforzo di piacerti, ci provo, ma tu invece insisti che vuoi trasformarmi. Tu credi che basti. Come mi vorresti, davvero lo sai. Un mare di difetti, non ci giurerei, pensaci bene. Se ti conviene, stravolgermi il cuore.
cambiare faccia ed aspetto quella penombra confondere, sai, la più palese delle verità, un ibrido sarei, più muto di così, più esasperato, che l'uomo che tu vuoi non è mai nato. Io sono io, ho scelto te così, senza riserve, l'anagrafe con me, vedrai non serve, l'anima sì, e guai a chi la perde. Con la volontà e l'impegno reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sé, anche quello era amore però. Oggi che fatica che si fa, cancellami. Tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io ti fermo l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivo in questa clandestinità per sempre. Fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere, no. Questa vita ci ha puniti già, insoddisfazione, poi ci ha raggiunti facilmente.
Grazie, ben trovati. Come state? Viva Dio. Te tutto a posto? Allora, io veramente non ho parole per descrivere quanto sia stato importante. Scusate il fiatone, ma l'età purtroppo che è avanti, non c'è niente da ridere purtroppo. Però veramente vi vorrei ringraziare per questa vostra presenza, perché non era importante non solo per, era importante non solo per la musica in generale, ma come vedremo più avanti nel corso di questo spettacolo era importante esserci, perché c'è una nobile causa che un pochino lega. Non la faccio. Che lega un pochino i denominatori comuni di questa bellissima serata. Io però c'è una parola sola, c'è ragione con te, se era così facile. Comunque la prossima canzone parla un pochino di quanto è importante riconoscersi in una determinata condizione, in una determinata posizione. La nostra locazione deve essere assolutamente trovabile in ogni momento, perché sennò poi succedono degli eventi un pochino spiacevoli e questo non è assolutamente nelle nostre intenzioni. Quindi attribuiamoci questa faccia. 1000 facce davanti a voi, difendeteli.
Ne combiniamo di marachelle. Sarebbe il momento, almeno sotto Natale, di fare una letterina a Babbo Natale, un pochino chiedere questi regali, ma facendoci un pochino un piccolo esame di coscienza, perché forse qualche impiccietto l'abbiamo combinato tutti, forse è meglio, forse è arrivato il momento di pentirsi. C'è aria di pentimenti. Mi ha spinto nel buio e poi si è pentito. Potrò mai perdonarlo?
Grazie. È arrivata la volta di fare un pochino i conti con un corpo che a volte ci cambia. Un pochino lo vorremmo come noi vorremmo, sempre bello tirato, tutto di muscoletti, ma l'età incalza e un pochino uno prima gliela faceva come gliela facevo io, faccio due passi, già ne la faccio più, per cui un pochino questo è il gioco, è il giochetto della vita. È inutile che uno si incazza, è così purtroppo. Io pure prima ero bello. Adesso magari non so sta mala rivista, stiamo. Sono ancora bello, ridete questa cazzata. Quindi un pochino il nostro corpo muta, non è più quello di una volta, ma nonostante tutto il nostro hard disk rimane quello di un tempo. La voglia di fare le cose, grazie a Dio, non è quella che abbiamo sulla nostra patente o sulla carta d'identità, ma è quella che abbiamo un pochino nella nostra anima. Questa canzone parla di gioventù. Bravo! Qual è il confine tra la forza e l'ingenuità della gioventù? Bella gioventù che si butta via, che non basta mai. Bella gioventù tra illusioni e guai. Bella, imprendibile tu sei, quella permissiva che perdona e che disarma. Sei quella tipo che va poca eternità, troppa ingenuità. Bella gioventù assordante, sì, da mordere e fuggire, bella da non dire, di te si può morire, viva da confonderci le idee, fonte ancor più delle maree, così proibita agli ottantenni che inspiegabilmente non saranno mai sazi di te. Quella stella, falla tornare su, non spezzare quel volo, non puoi farcela solo, dagli aria importanza, giudizio e prudenza, il meglio della vita lo spendi proprio qua. È l'età generosa, è una sana bugia, gioventù travagliata, deviata, delusa, finita su un altro TG. Bella anche di quando te ne vai, quanto male fai,
a chi resta lì fra inutili trofei. Grande chi resta accanto a te, anche se hai il grigio dentro sé, se il biondo sfuma e l'acne non c'è più da quella malattia, non guarire mai è la gioventù. Riaccendi quella stella, se non ti trovi più, riconosci i pensieri, quei sentieri laggiù, e non avrai speso in vano la tua gioventù. Ritorna dalla vita e fidati di lei, non sia un grido lontano, disincanto non sia, gioventù rassegnata, negata, taciuta, che adesso t'arrendi così, perché non sei qui per la gioventù, dimmi ancora sì. Grazie. C'era una volta, qualche tempo fa, in un quartiere che si chiama San Paolo, un ragazzetto un po' stravagante, un po' mattacchione. Mi ricordo una volta che mio padre, che è qui presente, e anche mia madre, ma senti, non è che sono matto solo io, siamo tutti matti qua. Dicevamo che qualche tempo fa mio padre mi scoprì, io ero sulla scrivania, invece di studiare in piedi, quasi toccavo con la capoccia al soffitto, una chitarra finta, che era una chitarra copiata dai Genesis di cartone. Io non ho mai saputo suonare, anzi vorrei intanto facessimo un grande applauso intanto a lui, poi dopo anche gli altri. Uno per volta. Abbiamo 4-5 ore stasera che poi state a preoccupare. E quindi questo matto che girava per casa con sti microfoni finti, con la batteria finta, era tutto finto. Poi pure la bambola di gomma, che volevate insinuare? Ma tu guarda che insolenti. Perché? Ma che... allora dicevamo che quindi questo mattacchione che giocava un po' così a fare l'artista, poi aveva nella sua collezione di dischi una varietà enorme di lavori di Peter Gabriel, di David Bowie, di tantissimi artisti che un pochino hanno fatto la storia di tutto il mondo. Quindi avevo nella mia memoria una serie di miti. Poi chissà com'è, ne è arrivato un altro che forse voi conoscete appena, un
uno simile. I miei miti sono andati via, come un vento, come un'amnesia, testimoni splendidi di un'estate fa. È stato un privilegio essere qua. Un autunno frettoloso ormai ha confuso cuore e strategia. Le chitarre tacciono e il computer va. I miei miti chi li oscurerà? Svegliami se c'è musica, che quest'anima ha voglia di emozioni. Svegliami, meravigliami con lo spirito delle tue invenzioni. Scuotimi, non deludermi nel mercato di questo assurdo tempo. Toccami, attraversami fino all'anima, o non mi svegliare più. Svegliami e convincimi che non servono trucchi per la gente. Sparami con le raffiche di un ossigeno puro e incandescente. Portami all'origine delle lacrime e della commozione, dove tu non mi hai visto mai impazzire, poi inneggiare ai miti miei. La passione è fuori moda qui, aeroporti, alberghi ed autogrill. Un contratto a termine, i sentimenti mai. Non dirmi che quei mostri siamo noi. Come ti presenterai in tournée? La tua voce non somiglia a te, e quei movimenti che non sono i tuoi brillano di luce che non hai. Svegliami se c'è musica nell'inedia di vita, ispirazione. Svegliami e stordiscimi con la verità di una tua canzone. Svegliami dalle vanità di speranze che nascono già stanche. Parlami, arricchiscimi con i sogni tuoi, o non mi svegliare più. Svegliami, arricchiscimi il talento che al buio sta morendo. Sfidami a scommettere che le note tue cambieranno il mondo. Svegliami e conquistami con un brivido intenso sulla schiena. Guardami e riaccendi in me l'orizzonte che esaltava i miti miei. Non addormentarti, non addormentarti mai. Svegliami, svegliami, svegliami.
Si può diventare grandi senza essere mai stati amati? Amando, amando, mi domando dove andrò. Amando, amando, mi difendo, però troppe rinunce amando, certezze quasi mai, e son cresciuto amando, amando a modo mio, anch'io decisamente più prudente, molto meno incosciente. Quest'amare che non ha alternative, più lo scacci dai pensieri e più vive. Si nasce già con questa vocazione, amando fino a non poterne più. Tu cambi l'eco, ma che sei salvo certo non è detto, amando poi tranquilli non si vive mai. Amando, amando ti si spacca il cuore, se per vendetta o per vigliaccheria, sentirsi in trappola senza parole, finisci per non appartenerti più. Quel naufrago sei tu. Amando, amando, sto imparando la realtà. Già, non oso più prevaricare, sconfinare. Io no. Lusinghe tradimenti, rischiare perché no, amando, amando, c'è più un mondo intorno a te, dentro te. È un'abitudine che in fondo si va perdendo nei commerci e nella fragilità, nell'ambiguità di un losco disegno. Amando, amando che non sia un dovere, una catena questa fantasia, gioco sottile, ovvio dei sensi, voglia di potere, ingenuità. Amando il male che si fa, e pur amando ci si può salvare, riabilitare quella dignità
vista mai una femmina come lei. Ha gli occhi salti in naso in su, non è una donna ma una gru. Gli occhi proprio no, i capelli nemmeno un po'. Bella e perfetta tu, non che già abbia pensato su, ma hai detto all'istante sì, ed il bello sta proprio qui. Uomini intorno a te, ce ne infila anche 3x3, e la tua compagnia si fa sempre più un'utopia. Se l'amore al cieco va e non guarda dove va, rassomiglia un poco a me. Stavola! Va! Madame, se va fa. Ora la mia metà sarà forza di mezza età, ma dove si è vista mai una femmina come lei? Non è una donna ma una gru, i capelli nemmeno un po'. Se l'amore cieco va e non guarda dove va, rassomiglia un po' a me. Ma l'amore come va, zoppicando qua e là. Ma tu insisti che mi vuoi, Mada, mi vuoi, quanto mi vuoi, come mi vuoi, perché mi vuoi, Madame. Eccolo mio. Quanto siete belli. Bravi. Non iniziamo a ridere che si mette male. Vabbè che il CTO è qua, ma poi mi devono fare i cosi cardiaci. C'è una canzone che è la nostra premura offrirvi, perché in realtà nonostante sta già arrivando l'ambulanza va mentre
Vabbè che il mese mariano ancora ci manca un po', sembrava una cosa quella per al divino amore. Non iniziate a ridere, qua c'è un professionista che ho riso per 2 giorni e 2 notti. Mi hanno fatti iniezioni, ma quella era colpa tua, era un'altra cosa. Diceva quello. Per cui c'è una canzone che era veramente nostra premura offrirvi, perché questo tema che è davvero increscioso, che un pochino dovrebbe entrare nelle case di tutti per far sì che questa piaga allucinante venga un pochino scongiurata di questi poveri bambini angeli. Cambia il tempo, forse pioverà, un pensiero oltre i vetri va, sotto braccio alla malinconia, ritrovarmi solo, che ironia. Dove siete adesso, amici miei? Questo inverno non finisce mai. Nell'orecchio il vostro canto, io non vi ho abbastanza pianto. Quanta pena vedervi andare via. Angeli voi senza fortuna, senza una stella sulla bandiera, tenere eroi di questa guerra. Ma chissà se qualcuno sa non è costato non essere qua. Davvero angeli, angeli. Qualcuno a bordo dei suoi blue jeans non sa nemmeno lui perché qui. Davvero angeli, io speravo sareste stati qua e intanto un altro giorno se ne va sotto braccio alla malinconia, ritrovarmi solo, che ironia. Angeli voi, chi vi ha tradito, tante promesse, nemmeno un sorriso. Ritornerei ancora in questa cappello, ma ascoltando voi, tutte le stelle del cielo, nel cielo. Davvero angeli, angeli, angeli.
chissà se qualcuno sa quanto è costato non essere qua. Angeli. Giulietta Zanardi, viva! Oh yeah. Che meraviglia, grazie. L'educazione è tutto. Questa canzone parla, voi lo sapete, questa canzone a me è veramente una canzone che mi dà tanta simpatia, perché sono andato a finire in una zona un pochino residenziale, ma il mio cuore è rimasto qui alla Carbante, perché io ho il parcheggio privato e scendo non vedo nessuno. Prima quando andavo a bere caffè ci mettevo 73 minuti e quello e quell'altro, e i cacchi di quello e di quell'altro, però era divertente. Mo siamo cacciati via, che lo possino. Un applauso a loro, perché a loro tutto sommato hanno una prerogativa, una peculiarità che noi adulti non abbiamo più, che loro sono puri. Loro non hanno la preoccupazione di vedere se quello ha le scarpe più belle delle tue o se ha un colore della pelle diverso dal tuo. I bambini tutto sommato riescono a coesistere come dovremmo fare noi, invece noi 2000 pippe. Sempre disposti a accomodarsi, figli dell'altra metà, dalle carezze distanti, ricchi di realtà. Che bella razza accidente, sono un esercito, lo sai, marciano uniti e compari per affrontare i guai, miseria e novità, convivono così, fra Borg e Galateo, ricco plebeo. Quali sono i perdenti? Non distinguere. E non possiedono un carnet, non sono soggetti ai rapimenti, sono perdenti ai venti, in bocca a 120 denti. Cosa se ne faranno poi se non si contano i passati della cintura ormai? Beato chi non sa quali
amico mio, felice per te, non li vedi e non li senti, sempre inseguiti dai tormenti, fagli gli auguri se li incontri. No, 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 felice per te, no, 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 felice per te, eppure tirano avanti, avanti, ne è passato di tempo perché c'è stato un fenomeno di magia, ne è passato di tempo quando a crederci ero solo io, poi è nata questa strana magia, questo... fammi un pezzetto un po' sotto, San Maurizio Costanzo Show. Fatti sentire. Demo. E dai, fammi un pezzettino, volevo fare tutta una cosa. Federico di Corso al pianoforte. Dal teatro in Portico di Roma. Daniele Sinasce Show. Dovete sapere, perché io vorrei anche un pochino raccontarvi delle cose che non è solo sul palcoscenico poi alla fine che uno si fregia di essere un artista. Io dovete sapere che ho preso un 4 su un progetto, perché io, voi sapete, forse lo sanno un po' tutti, io ho fatto la scuola per il geometra e una volta si usavano le scenografie, questi rotoloni che per incollarli, te dico, mica c'era lo scotch, io ho una certa età, bisognava usare la farina con l'acqua, adesso sto scherzando, c'era lo scotch, nessuno che... lo scotch c'era, sì, almeno lo scotch, dai, non dico la televisione, ma almeno... E quindi... così per divertirmi, ma anche per divertire, che è stato un pochino sempre un pochino il mio hobby, in mezzo a questo progetto che era lungo tipo una decina di metri, ci misi una cosa che feci io a China di Peter Gabriel. Il progetto era perfetto. 4. È così che va. È così che va. Perché c'è una grande umertà, c'è una grande voglia di omologazione. Non t'avevo detto di sono a pezzetto e sto da solo, ma no, coso Costanzo, ancora gente, dai, ricordo. E c'è ragione pure te, che vuoi fa? Gente. E quindi è per questo che io poi questi vestiti da geometra, sta cravatta, questa un pochino mi andavano un po' storti e
quindi, vedi, mi hai fatto pure dimenticare quello che volevo dire. Comunque fatto sta che da quel viale Leonardo da Vinci è nata una magia, ma la magia non è soltanto la mia, perché quando io ho iniziato eravamo in due a crederci, io e un certo Daniele Quartapelle, eravamo solo in due. Poi la magia è stata la vostra, che mi avete fatto compagnia tante e tante volte. Soli, non siamo soli mai, vedi, ne abbiamo di amici noi, i sogni, anche più logori andati, non si son dileguati, si raccontano qui. Artisti, costi quel che costi, siamo nati artisti, ci perdonerai. I voli incerti e disperati, spesso dirottati dalla nostalgia. Soli in cerca di poesia. Le mie prime note, trucchi ed altre magi, quelle notti spese nelle trattorie. Amo i giorni duri e quei volti scuri, aspettando un sì. Amo chi mi ha sorriso ed era lì e capì che per quell'applauso ero vivo così. Amo il tempo che verrà, se anche lui un artista sarà. Soli, non siamo soli mai, se vuoi in questo spettacolo ruolo tu avrai. Prova, e sei un artista, tu stai con noi. Amo quelle mie paure, il primo ostacolo mio, la voglia di stupirmi e di stupirmi anch'io. Provavo e riprovavo, cantando io crescevo insieme a quell'idea. Amo chi non mi fermerà, e chissà questa canzone quanta strada farà. Soli, non si è più soli se vivrà l'artista che è in te.
viviamo già da un po', bene o male non lo so, se la vita agli occhi tuoi, un amore grande noi vestiamo nella fantasia, pietre verdi di Bahia, al timone della follia, e ci ritroviamo in alto mare, in alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso blu e respirare in alto mare come da gialli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. Navigando non so già che la terra spunterà, è normale sia così, perché noi viviamo qui tra i rumori di una via, tranquillanti farmacia e nell'ideologia, e non possiamo starci in alto mare. In alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù e poi si stacca verso blu per respirare in alto mare come uccelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più e respirare in alto mare come uccelli da ammazzare, sull'onda che si butta giù per dirsi non si vola più. Oh no! Navidad! Se può fare! In alto mare, non lasciarmi! Non lasciarmi! Non lasciarmi! Giulietta Zanardi. Giulietta Zanardi. Viva! No, no. No, no. Yeah.
tu potrai mangiare me. Oh, 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 oh. Una notte ti porterò nel mio regno vicino al mare, dove sta solo io lo so, e finché ti va tu lascia fare. Giulietta Zanardi, grande. Facciamo gli ospiti, cioè accogliamo gli ospiti. Tante grazie. Io vorrei intanto facessimo un grande applauso a loro che stanno svolgendo un lavoro egregio. Del resto da soli non si fa assolutamente nulla, per cui uno staff così ben assortito e così ben preparato veramente merita il vostro applauso. Io vorrei fare un piccolissimo fuori programma, vorrei chiamare sul palco il rappresentante, questa sera non è potuto venire, Massimiliano Frassi dell'associazione Prometeo. Vorrei chiamare qui sul palco soltanto per un istante il rappresentante che è venuto al posto di Massimiliano, se c'è in giro in sala da qualche parte, e un'altra grandissima anima, quella di Giampiero Fiacchini, che spero che è stato fra i primi a riconoscere. È importante urlare, non soltanto dire povere anime, ma anche fare qualcosa più concretamente, perché è così che si possono vincere le battaglie. Io volevo ringraziare tutti quanti da parte dell'associazione Prometeo. Massimiliano Frassi non è potuto intervenire alla serata per un imprevisto. Vi ringrazio tutti, ringrazio chi ci ha ospitato e ha voluto portare avanti la causa che riguarda tutti i bambini. Scusate e in generale l'infanzia violata. Grazie ancora a tutti quanti. Io sono onorato di rappresentare insieme a Prometeo questa serata che Daniele ha messo, i ragazzi hanno messo a disposizione di Prometeo. Voglio ricordare
che Massimiliano Frassi è uno dei più grossi sorcini che abbiamo nel panorama, al di là delle ringhiere, come qualcuno dice, ed è un onore sapere che Massimiliano Frassi prende spunto da Renato, dalle canzoni di Renato, per fare questa battaglia. E devo dire, e Daniele ve lo può sicuramente dare come riferimento, che sono cose che lasciano inorriditi, cioè sapere che in Africa ci siano queste cose, insomma ci sia una tratta di bambini, ancora di queste cose, anche se il terzo mondo però, voglio dire, fa male sapere che in Italia, in una nazione dove, voglio dire, la telefonia, i computer, la gente vive tranquillamente facendo delle spese, come vediamo adesso, pazze, frenegandole forse molto di quello che ci sta poi vicino e quello che vediamo ogni giorno, ma in Italia esistono, e Massimiliano e Prometeo li stanno combattendo. Esiste gente che prende questi bambini, li porta in posti, case o luoghi fuori dalla portata degli occhi indiscreti, ne abusa, li riporta a scuola, li riporta nelle case. E questi bambini di 4-5 anni, per non dire altro, praticamente non sono più bambini, non hanno più, come abbiamo potuto vedere stasera, questa voglia di giocare, di stare insieme agli altri e tutto quanto. E le famiglie si ritrovano ad avere un dramma in casa, perché non sono neanche supportate. L'ultima battaglia che ha fatto Massimiliano è una condanna per 2 pedofili. Massimiliano è a rischio che da un momento all'altro gli possono fare qualche cosa, perché lui lotta da solo, cioè, vuol dire, non abbiamo il Teleton per queste cose, purtroppo non abbiamo la sensibilità, la televisione, eccetera. L'altro ieri mi hanno detto che in una trasmissione di Grande Auditel a Canale 5, parlo di Amici, c'è questo ragazzo di 17 anni che ha nominato Prometeo, stava dicendo Prometeo, quello che faceva Prometeo, è stato tagliato, cioè mentre lui parlava gli hanno parlato sopra e hanno cambiato discorso, perché queste cose fanno male. Non si può sentire un ragazzo di 17 anni che lancia dei messaggi così. Quindi questa persona veramente lotta da solo, lotta con le proprie forze, lotta perché crede in questa cosa, lotta perché lui l'ha vista, e i libri che stanno fuori vi raccontano della Romania, ma vi raccontano della Romania e poi andiamo a vedere a Bergamo, a Brescia, e poi andiamo a vedere a Palermo, cioè stiamo qua, e andiamo a vedere a Roma, perché anche a Roma è successo. Io ultimamente, adesso finisco, però voglio dire, queste sono cose che non mi riguardano, non ti riguardano perché non succedono qua, eccetera. Invece non è vero. Ultimamente nel giardino del mio condominio che non è più la borgata, ma è un condominio di gente rispettabile e tutto quanto, un uomo di 40 anni si è avvicinato a mia figlia e a altri bambini facendo delle foto. Io stavo fuori in tournée, mia moglie, sapendo questa cosa e avendo questa amicizia con Massimiliano, quindi leggendo i libri di Massimiliano, mia moglie si è informata, è andata da quest'uomo e gli ha detto: ma perché tu fai foto ai bambini? Lo sai che è vietato fare foto ai bambini. Le altre madri pensavano che era una cosa normale. Mia moglie è andata da questo e ha detto: no, il giorno dopo, o 2 giorni dopo, lui ha ridato il rullino che era non si sa come vuoto, ha ridato il rullino a mia moglie di quelle foto, ma dopo 2 giorni questa persona
non si è fatta più vedere. E io sto parlando di qua, sto parlando di una cosa che ipoteticamente potrà succedere a mia figlia o all'amica di mia figlia, essere portata in casa. Cioè, dobbiamo renderci conto che purtroppo è una cosa raccapricciante che succede qua. Bisogna stare sicuramente attenti ai figli, parlarci, chiedergli chi hanno visto, con chi sono stati tutori. E questo è sicuramente quello che può evitare queste cose, non la scienza, le cose, blocchiamo, questa è la necessità di sapere quello che tuo figlio fa tutti i giorni, anche a scuola purtroppo, anche fuori. Qui ci sono implicati anche dei preti, e abbiamo visto che in America sono stati condannati questi preti. Insomma, voglio dire, è una realtà che purtroppo ci riguarda, perché l'altro giorno hanno fatto un servizio su Italia 1 di questo scambio di merce giù, stavano nel dove fanno i massaggi lì hanno fatto vedere ragazzini 2-3 anni, capito, prostituirsi, insomma, ma lì stanno alla fame. Cioè, è difficile poi pensare che al poliziotto non gli dai $10 e il ragazzino te lo fa portare lui. Ma io sto parlando dell'Italia, sto parlando dell'Europa, sto parlando di Roma, sto parlando di Brescia, di Bergamo. E questo è il messaggio che mi ha dato Prometeo, e io sto portando avanti, perché è una causa che sento vicina, perché io ho dei figli e la sento vicina, e non capivo perché. Capivo la Romania, capivo i problemi, tutto quanto, ma non capivo che in Italia poteva succedere una cosa del genere. E sta succedendo, e succede, e purtroppo abbiamo delle persone che neanche te lo fanno conoscere questo problema, capito? Si insabbia subito. Comunque grazie a Prometeo, grazie a Daniele. È inutile che io continui su questo argomento, perché credo che lui abbia un pochino ragguagliato su quello che è il problema. Io vorrei un pochino far breccia su questa Roma che è grande, perché si inizia dalle piccole cose per farle diventare grandi. Qualche giorno fa stavo prendendo la metropolitana e vedevo 2 persone di colore, l'ho viste da lontano. Batti immaginare che stavano parlando italiano, tutte e 2. Sapete, perlomeno in Africa ci saranno 5.000 dialetti, e ogni dialetto è come una lingua, il cinese e l'italiano e il cirillico, per cui Roma può accogliere e dare una lingua. Immaginiamoci se può combattere la pedofilia. Ha spento il mio sorriso e chiuso i miei occhi, ha bruciato la mia anima. Qualcuno con un sorriso addosso mi dice: giochiamo insieme, dai, che compro un aquilone rosso, se lo vuoi, lo vuoi. Avevo
appena aperto gli occhi, ma il buio mi raggiungeva già, due mani rubavano al mio corpo l'innocenza. Ma perché è toccato a me fra tanta gente? Ma che cosa c'entro io con quella gente? Qualcuno mi renda l'anima. Ma quei segni sul mio corpo, certo non li hai capiti mai. In quel gioco losco vinsi un aquilone e persi l'anima. Persi l'anima. Persi l'anima. Persi l'anima. Qualcuno ci renda l'anima. Perché è toccato a me fra tanta gente io? Ma che cosa c'entro io con quella gente? Dio, qualcuno mi renda l'anima. Cresciuti con un sorriso addosso, bambini, ormai non siamo più. Vi diamo un aquilone rosso per un'anima. Sarò mai libera di diventare la persona che desidero essere?
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. Penso che è stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come pugili dopo incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai grandi, e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Fatti sentire la nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della sì che puoi farlo. Stringi. Io vorrei ringraziare delle persone perché
è davvero importante che questo messaggio non vada dopo questa sera nel cestino come si fa sul computer. Non saremmo degni di questo Natale. Io inizierei con una campagna autoconvincente, perché usciti da qua, se ci dimentichiamo di questa serata, non è servita a cazzo. Quindi è importante che da domani, da questa sera, raga, qua andiamo a dormire tardi, Del resto, come si fa? Come si fa a dimenticarci del nostro denominatore comune? Nella lista, in alcune liste, mi hanno dato dello zircone. È vero che Renato è un diamante, ma hanno zircone. Che ne so, uno smeraldino, una gemmetta da indianetto, che uno zircone, no? Sì, in sercio de Rocca Priora. Per cui non dobbiamo dimenticare qual è. E sapete che io non sono capace a fare sviolinate, non l'ho mai fatte e sono un po', diciamo un po' un brocco e forse non sarei capace e forse non sarei neanche credibile. Ma il denominatore comune, come diceva Giampiero poc'anzi, il motivo, io mi prendo per carità il mio piccolo merito, ma è perché c'è un diamante. Mi ameresti anche al buio, mi ameresti, con che slancio e che passione lo faresti, senza trucchi disonesti, mi ameresti, non lo so, e vivresti di quel poco che ti do. Sembra facile lanciarsi, ma non è sempre così. Con i giorni che ti inseguono e ti inchioderanno lì, le promesse sono le stesse come i gesti, la paura di sentirsi un po' diversi, quei percorsi delle mani, quell'idea di libertà, l'illusione che domani quel tormento passerà.
io non sono più sicuro di riuscire a dirti sì, di inventarmi chissà cosa per tenerti ancora qui. Devi fuggire adesso, vai via tranquillamente, dormo, vai via, ma fallo prima che io cambi idea. Mi arrangerò, promesso, non sarò io, non sarò io il grande seduttore. Ora se vuoi non farmi male, vai via così, senza nessun rumore, rimorso, rancore. Vai. Mi ameresti, non provarci, perderesti da una vita stravissuta che ti aspetti. Noi non siamo tutti uguali, ma l'amore non lo sa e fa danni devastanti ovunque va. È difficile capire il momento quale sia, se lottare o rinunciare, se è un bisogno o una mania. Mi ameresti, sono certo, mi ameresti, com'è vero che col tempo capiresti che il sorriso che ho da darti sufficiente non sarà, perché ha già viaggiato tanto, quanto è stanco non si sa. C'è più amore a scoraggiarti, a mentirti, a dirti no. Quello che meriteresti è il coraggio che non ho. Devi fuggire adesso, vai più veloce, più lontana che puoi, spezzami il cuore se ce la fai. Non esitare troppo, se capirò che senza te la vita è niente, allora ti impedirò di farmi male, io sparirò senza nessun rumore, rimorso, rancore. Via, 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 via. Grazie, grazie.
cerchiamo la felicità, insoddisfatti sempre. La vita se c'è è una stagione qualunque. Riposa solo, non svelarti più, non puoi bruciarti anche tu. La gente ormai ha chiuso gli occhi e la mente. Com'eri importante. Qui finisce il mondo, la nostra complicità. L'amore si arrende, vincere senza più regole, senza onesta, ti offende. L'esile indeciso e sospeso sopra di noi, né ali né vento. Ecco il grande sogno schiacciato dalla realtà. Un po' di pietà. Addio poeti artisti e navigatori, umanità a colori. Almeno voi abbiate giorni migliori. Qualcuno dica no, qualcuno lo insegna, che poi la verità a nutrire sogni, più fantasia, così non ti spegni. Qualcuno lo insegni. Al pianoforte Federico Di Curzio. Alle tastiere Angelo, perdonami il cognome che non me lo ricordo. Spiegatevi, se no finisce la canzone. Dove state? Oh! Al basso Alberto Marchetti. Alle chitarre Stefano Di Dona. Al sassofono e alle chitarre Marco Grozzi. Alle percussioni Vincenzo Vitale. Alla batteria Fabio Sipone. Le riprese televisive di Walter Ceccomarini. Eccolo, è stato aiutato da Olivia, Enrico e Fabio. Viva! Ospite meravigliosa della serata, Giulietta Zanardi. Viva! I nostri fratelloni Stefano e Roberto Nardoni. Le voci dei bambini, il service meraviglioso capitanato da M. Max. Viva! La mia memoria, Michela. Assistente di palco, Cristiano. La fotografia di Stefania Palma. E di Alessandra Patella. Dov'è? Eccola. Vorrei ringraziare il Teatro in Portico che ci ha assistito in tutto quello che ci potesse servire. Io vorrei ringraziare veramente con tutto il cuore
il patrocinio di Zenzero e tutto il suo staff. Vorrei ringraziare il grande assente Massimiliano Frassi, e l'associazione Prometeo. Spero di non essermi dimenticato di nessuno. Forse mi sono dimenticato di qualcuno. Di voi! Grazie, grazie. Buonanotte, grazie. Buonanotte, grazie.